Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Fontana Rossa di nuovo chiuso per la cenere dell'Etna fino alle 2 di questa notte. Da sabato scorso 700 i voli cancellati, 400 riprogrammati, 30.000 passeggeri a terra, 24 milioni di introiti perduti. Confconsumatori chiarisce al nostro TG a chi tocca rimediare per il costo dei biglietti aerei rimasti a terra, i trasporti, i pernottamenti extra e le vacanze rovinate. E mentre la politica si scontra, i sindacati polemici chiedono alla Regione una gestione finalmente coordinata degli aeroporti siciliani. Dall'Etna nessuna tregua, incessante l'emissione di cenere dai crateri sommitali, eppure la fuoriuscita di lava che si riversa nella valle del Bove. Da oggi limitazioni per i troppi turisti che salgono in quota per i selfie con la lava. Stretta per un Ferragosto sicuro in Sicilia, da Agrigento droni e controlli rafforzati sul litorale di San Leone, da Palermo a Messina divieti contro falò, bivacchi, assembramenti e in alcune zone anche alcol e bottiglie di vetro. Catania, i devoti di Sant'Agata pronti a celebrare il ritorno in patria da Costantinopoli delle reliquie della patrona della città. 3 giorni intensi che cadono nel 9° centenario. Parteciperà il cardinale Parolin. Lussi dell'estate, tappa a Siracusa dello yacht a vela più grande del mondo. Nel gigante del mare a motore ibrido una camera per una notte può costare anche 100.000 euro. Calcio Catania, nell'incontro di ieri con i tifosi, il vicepresidente Grella ha rilanciato il progetto ambizioso della squadra rossa-azzurra. Domani il Catania è impegnato a Parma in Coppa Italia. Dopo la tournée in Australia, il Palermo è pronto a far rientro in Sicilia. Adesso testa alla Coppa Italia, al Barbera arriva il Lecce e cresce l'attesa dei tifosi con oltre 23.000 biglietti già venduti. In apertura una tragica notizia di poco fa, 2 morti sul lavoro a San Vito Lo Capo nel Trapanese. Un operaio che stava lavorando a un depuratore è rimasto senza vita per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e nel corso dei soccorsi è morto anche un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco a chi si era sentito male. La tragedia è avvenuta stamane nella zona della Tonnara del Secco. Secondo una prima ricostruzione, l'addetto alla struttura di depurazione era sceso per una verifica quando appunto si è sentito male, ha lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e mentre uno degli operatori praticava il massaggio cardiaco, purtroppo è morto pure lui. Adesso si sono appresi i nomi delle 2 vittime, soltanto qualche minuto fa si chiamavano Davide Anselmo e Francesco Bulgarella. Aeroporto di Catania nuovamente chiuso anche domani, vigilia di Ferragosto. Non si atterra e non si parte dallo scalo catanese fino alle 2 di questa notte. In 6 giorni di crisi sono oltre 700 i voli saltati, 400 quelli riprogrammati, 30.000 i passeggeri rimasti a terra, 24 milioni di euro le perdite stimate per l'economia. Il turismo è un incalcolabile danno di immagine per la città e per la stessa Sicilia, danno che pesa non solo nella stagione in corso ma anche nei prossimi mesi. A fare le spese i passeggeri di tutto il mondo, non solo turisti ma anche lavoratori e chi si muove per le cure mediche. Chi deve pagare il costo dei biglietti aerei, i trasporti, i pernottamenti extra, le vacanze rovinate? Le risposte definitive degli specialisti di Confconsumatori al nostro TG. Luca Ciliberti. Cancellazioni, ritardi, costi extra e vacanze rovinate. Ma chi pagherà per tutto questo? Lo abbiamo chiesto all'avvocato Carmelo Calì, esperto di questi temi.
Sono dovute le compagnie, lo stabilisce il regolamento comunitario, lo ha confermato la Corte di Giustizia europea con diverse pronunce. A chi spettano invece i costi dei trasferimenti verso gli altri scali? Tutte le spese sono a carico della compagnia, che deve predisporre un adeguato servizio. Se la compagnia non dovesse provvedere, e quindi se il passeggero sarà costretto a provvedervi autonomamente, ha diritto ad avere rimborsate tutte le somme che ha pagato per raggiungere l'aeroporto dove sarà stata programmata la partenza. E poi c'è chi da giorni è costretto a pagare pernottamenti in attesa di poter ripartire verso casa. Tutte cose a cui deve provvedere la compagnia. Se la compagnia non vi provvede, il consumatore faccia le ricevute, perché ha diritto ad avere rimborsato tutto, sia l'albergo, sia i pasti, sia il transfer dall'albergo all'aeroporto e viceversa. Infine, chi ha perso il volo e non è potuto partire spesso rovina anche l'intera vacanza. Anche in questo caso, di chi è la colpa? Ma certamente non vi può essere una responsabilità da parte della compagnia o del tour operator per la vacanza rovinata, perché è chiaro che si tratta di un fenomeno che sfugge alla loro capacità di controllo. Però bisogna vedere caso per caso, perché in molti casi l'inadempimento della compagnia o del tour operator sotto diversi profili, cioè l'incapacità di porre subito rimedio alla situazione che si è verificata, potrebbe determinare il diritto del consumatore ad avere risarcita la vacanza rovinata. Sindacati e politica, la crisi dell'aeroporto di Fontanarossa sempre più oggetto di scontro. CGIL e CISL e UIL chiedono una gestione finalmente integrata degli aeroporti siciliani. Figuccia della Lega vorrebbe l'invio dell'esercito. Il Codacons annuncia un esposto all'autorità garante, mentre c'è chi pensa a un nuovo aeroporto del Mediterraneo. Adelaide Barbagallo. Gli aeroporti siciliani devono operare soprattutto in situazioni di emergenza in una visione integrata del sistema aeroportuale della mobilità regionale. Così CGIL, CISL e UIL Sicilia intervengono sulla crisi di Fontanarossa e sulla sospensione dei voli nello scalo di Catania. I sindacati chiedono alla Regione un incontro urgente assieme ai gestori degli aeroporti isolani per affrontare in modo strutturale la gestione delle emergenze. Mentre non si placa la polemica politica sulla gestione attuale, da più parti piovono critiche. Faraone di Italia Viva si chiede perché oggi Fontanarossa è di nuovo paralizzato alla cenere vulcanica e migliaia di passeggeri vengono lasciati per ore senza informazioni certe, assistenza adeguata e soluzioni alternative. Servono protocolli efficienti, comunicazioni tempestive, collegamenti alternativi e un piano permanente per assistere i viaggiatori. Tutte cose assai meno epiche dello spostamento di un aeroporto, riferendosi all'intervento del ministro Musumeci, che ieri aveva ricordato come già nel 1999 avesse predetto che l'aeroporto di Catania si trovasse in una posizione non felice. Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all'Ars, chiede al governo di valutare l'immediato impiego dell'esercito e dei suoi mezzi logistici presenti in Sicilia per supportare la protezione civile e contribuire al trasferimento organizzato dei passeggeri tra gli aeroporti e le principali città dell'isola. E mentre c'è chi pensa a un aeroporto intercontinentale del Mediterraneo da costruirsi nel Messinese, con la società Shara Holding che annuncia in una nota ufficiale l'avvio della manifestazione di interesse alle aree e agli immobili nei comuni di Barcellona, Meri e Milazzo, il Codacons rilancia sui rincari sospetti sui costi dell'autonoleggio all'aeroporto di Catania, con rincari fino al 287%, annunciato un esposto all'autorità per la concorrenza. E come abbiamo visto, sull'Etna prosegue implacabile l'emissione di cenere dai crateri sommitabili, eppure la fuoriuscita di lava dalle bocche che si riversano nella Valle del Bove. Da oggi restrizione alla circolazione a causa dell'eccezionale afflusso di visitatori e curiosi che si fermano lungo le strade di montagna e si fanno i selfie con la lava. Luca Ciliberti. L'Etna non dà tregua, l'attività dei crateri sommitali che produce la nube di cenere vulcanica in atmosfera non accenna a diminuire, una situazione costantemente monitorata dall'INGV di Catania che però non ha elementi per sbilanciarsi su un eventuale termine di questa situazione che sta producendo i disagi al trasporto aereo sull'aeroporto di Catania. Non è facile prevedere che tempi ci saranno per la fine di questa attività. Oggi chiaramente non ci sono segni di regressione, anzi negli ultimi giorni registriamo un leggero aumento
sismico. Prosegue anche l'attività effusiva dalle bocche eruttive a quota 2750 metri, 2090 metri e 1900 metri. Sì, le colate laviche sono chiaramente ancora alimentate, alcuni bracci sono in raffreddamento, ma il monte più avanzato, che è vicino a Rocca Capra, è intorno a una quota di 1360 metri e comunque allo stato attuale non danno alcune preoccupazioni. L'eruzione, soprattutto a bassa quota, attira inevitabilmente la curiosità di tanti appassionati e turisti che vogliono avvicinarsi al fronte lavico. Per questo motivo la città metropolitana ha disposto il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata lungo alcuni tratti delle strade metropolitane interessate dall'eccezionale flusso di visitatori e curiosi che si fermano lungo le arterie montane, specificatamente nella zona del rifugio Citelli Milo. Voltiamo pagina, sguardo rivolto al cielo per l'eclisse di sole ieri sera. Anche in Sicilia, nella nostra regione, la luna ha coperto il sole con una bassa percentuale, ma questo non ha fatto desistere i tanti curiosi che hanno affollato soprattutto le zone di mare, da Trapani a Siracusa, tutti con il naso all'insù, naturalmente, con gli occhi adeguatamente protetti. Francesco Aloi. Occhiali protettivi indossati e via lo spettacolo. Eccola, l'eclissi di sole. Siamo nel Trapanese, la zona dove si è vista meglio in Sicilia. Per questo alcuni fotografi siracusani hanno deciso di venire qui. Abbiamo preferito questa località che è nella parte più occidentale della Sicilia e qui possiamo fare il sole che tramonta direttamente sul mare. Io ho predisposto la mia macchina fotografica con un filtro. Tutti in postazione già prima delle 19, in modo da farsi trovare pronti. Quando la luna copre il sole, scatti a raffica per una magia che entra nella storia. Da Trapani a Ragusa, occhi rivolti sempre al cielo. Questa è l'eclissi fotografata da Scicli, un'immagine mozzafiato con uno dei simboli della zona, la fornace penna. Per contestualizzare appunto gli elementi astronomici dietro gli elementi terrestri che hanno una rilevanza storica. A Ortigia, nel centro storico di Siracusa, residenti e turisti hanno affollato il belvedere di Largo Aretusa, anche se da qui non si è visto molto. Ci dobbiamo accontentare, comunque qua la vista è molto bella lo stesso. Nel dubbio ci siamo per la presenza. Abitiamo su in zona di Varese, quindi avevamo la speranza di vederla su, però 100.000 volte meglio stare qua e vederla in televisione. Capita una volta ogni mai praticamente. Comunque lo spettacolo è proseguito nella notte. Tramontato il sole, a prendere la scena sono state le Perseidi. Una notizia di poco fa da Siracusa: c'è stato un agguato in pieno giorno nella centralissima via von Platen e 2 feriti a colpi d'arma da fuoco. Erano a bordo di un Ape Calessino. Uno sarebbe in codice rosso, quindi molto grave. Tutto è accaduto in mezzo al traffico intorno a mezzogiorno, a 2 passi dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa. Secondo gli agenti della squadra mobile, diversi i colpi di pistola esplosi anche contro il mezzo, e adesso si stanno vagliando le immagini di telecamera di videosorveglianza per dare un volto all'autore, uno solo, dell'agguato. Sarà un Ferragosto sotto stretta sorveglianza in tutta la Sicilia. Ad Agrigento occhi puntati sul litorale di San Leone con droni e controlli rafforzati. Da Palermo a Messina divieti contro falò, bivacchi, assembramenti e in alcune zone anche alcol e bottiglie di vetro. Davide Sardo. Ferragosto blindato in Sicilia e ad Agrigento i controlli si alzano anche in volo. A San Leone, cuore della movida estiva, scatta il piano straordinario per gestire gli accessi e contenere gli assembramenti. Pattuglie, barriere e dissuasori saranno affiancati dai droni. Gli occhi elettronici sorvoleranno il litorale per monitorare i flussi, controllare gli spostamenti e individuare eventuali falò o principi di incendio. Un dispositivo rafforzato in vista della notte più affollata dell'estate. Ma la stretta riguarda tutta la Sicilia. A Palermo, fino al 16 agosto, il sindaco Roberto Lagalla ha vietato assembramenti, picnic, tende e accensione di fuochi alla Favorita e nell'intera area della riserva di Monte Pellegrino. Sulle
spiagge, nelle fasce serali e notturne, stop anche a manifestazioni pubbliche ed eventi aggregativi. Vietato inoltre accatastare legname o altri materiali infiammabili e predisporre tende. E nella notte tra il 14 e il 15 agosto scatta il divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche nelle aree demaniali. Niente bottiglie di vetro anche per le bevande analcoliche vendute per asporto. I trasgressori rischiano multe fino a 500 euro. Misure analoghe da Marsala a Cefalù, da Messina a Siracusa. Ad Agrigento intanto il sindaco Michele Sodano vieta sulle spiagge legna, carbone, tende, attrezzature da campeggio e fuochi. L'obiettivo è prevenire incendi, situazioni di pericolo e assembramenti fuori controllo. Una notte di festa dunque, ma con una parola d'ordine: sicurezza. A Bagheria sono stati sequestrati 1.600.000 euro all'imprenditore Salvatore Lobosco per presunti falsi bonus edilizi. Secondo gli investigatori vi sarebbe stata la sovraffatturazione dei lavori edili svolti in oltre 100 cantieri, tra cui condomini e diversi immobili. Sarebbero stati inoltre prodotti capitolati e preventivi di spesa gonfiati. È stato sequestrato anche un jammer, che è un dispositivo elettronico normalmente in uso alle forze di polizia e che interrompe le intercettazioni telefoniche e GPS. Catania, i devoti di Sant'Agata sono pronti a celebrare il ritorno in patria da Costantinopoli delle reliquie della patrona della città. 3 giorni intensi che cadono nel 9° centenario e che vedranno a Catania il cardinale Parolin. Adelaide Barbagallo. Tutto il popolo di Agata si metterà in cammino, un pellegrinaggio che inizierà la sera del 16 agosto con la veglia di preghiera ad Aci Castello, dove saranno giunte le reliquie della martire, e poi il 17 agosto con il rientro a Catania delle Sacre Spoglie e la conclusione in Piazza Duomo con l'incoronazione della Santa Patrona di Catania. La festa del 9° centenario del ritorno in patria da Costantinopoli, evento storico, sarà ricca di momenti significativi. I devoti sono invitati a indossare il sacco. Il 17 agosto alle 5 del mattino campane a festa. Il pellegrinaggio comincerà da Piazza del Rotolo a Catania. Un pellegrinaggio che, partendo dal luogo nel quale, secondo tradizione, sono state accolte dalla città le reliquie di Sant'Agata, cioè la rotatoria di Sant'Agata al Rotolo, giungerà fino alla cattedrale. All'arrivo delle reliquie il cranio sarà riposizionato nel busto recentemente restaurato. Tutto avverrà alla luce del sole. Con il solenne pontificale della sera si concluderà la giornata, ma non la festa. 4.200 le sedie in piazza. Il 18 agosto messa di ringraziamento per ricordare la dedicazione della cattedrale a Sant'Agata. Tanti gli eventi che suggelleranno questi giorni così significativi. Ricordiamo il progetto Tu sei Agata, il chilometro di tessuto realizzato nell'ultimo anno che attraverserà Vietnea, le icone contro le microdiscariche, lo spettacolo Santa Ituzza. Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web seguiranno in diretta questa straordinaria e storica festa della traslazione delle reliquie. Teatro ad Agrigento, Pirandello, naturalmente protagonista dell'Efebo. Di scena L'uomo, la bestia e la virtù, rilettura firmata da Augusto Zucchi, tra comicità e riflessioni sull'ipocrisia della società borghese, nel secondo appuntamento della settimana pirandelliana. Davide Sardo. Si dice ipocritesse. Risate, riflessione e soprattutto Pirandello. Al Teatro dell'Efebo di Agrigento è andato in scena L'uomo, la bestia e la virtù, secondo appuntamento della settimana pirandelliana. Sul palco Augusto Zucchi, autore dell'adattamento e regista, insieme a Emanuele Durante, Anita Torrisi, Giuseppe Briganti e Leonardo Zucchi. Una rilettura in chiave più comica della celebre commedia pirandelliana, arricchita da elementi della novella Richiamo all'obbligo e dal film di Steno. Pirandello è, abbastanza complicato, lui vuole esserlo anche, no? Complicato nella sua filosofia, nella sua psicologia, un po' contorta, un po' ricercata, che ovviamente ha un suo grande valore, però questo a volte allontana un po' il pubblico dei giovani. Questo è un modo, attenzione, guardate che Pirandello può essere anche divertente.
Una storia divertente ma che nasconde una critica dura all'ipocrisia della società borghese. Un modo per avvicinare anche i più giovani alla filosofia di Pirandello attraverso un linguaggio più semplice, diretto e ironico. Noi eravamo abituati a vedere la settimana pirandelliana davanti alla casa natale di Pirandello, ma è pur vero che negli ultimi anni la settimana pirandelliana era un po' diventata itinerante. Io ricordo l'edizione qui a Casa San Filippo del vitalizio, della Giara, gli ultimi spettacoli anche in centro ad Agrigento. Quindi perché no? Qua diciamo che è un teatro di cui siamo tutti innamorati. Teatro, comicità e cultura si sono incontrati così sul palco dell'Efebo nel segno del grande drammaturgo siciliano. Io ci conto. Altro spettacolo a Palermo, successo per la Kermesse Premiere Made in Sicily, l'evento che ha messo insieme moda, musica e spettacolo nella suggestiva cornice della Tonnara Florio di Palermo, lo storico complesso acquistato nel 1830 e oggi diretto da Chico Paladino Florio, che ha ospitato il lancio della nuova collezione dell'Atelier Cacciatore, madrina della sfilata Belen Rodriguez, che ha indossato un abito realizzato appositamente per lei dai due creativi. Tra gli ospiti anche la cantante Clara, che con i suoi brani di successo è stata apprezzata dal pubblico che ha partecipato numerosi all'evento. I lussi dell'estate, lo yacht a vela più grande del mondo che ha fatto tappa al porto di Siracusa, è il gigante del mare a motore ibrido che è ripartito ieri sera per continuare il suo viaggio nel Mediterraneo. Nella barca, per dormire una notte in una camera da letto, si possono spendere anche 100.000 euro. Francesco Aloi. Una fotografia scattata dal ponte Santa Lucia. Chi arriva a Ortigia non può non vedere questo gigante del mare. Ho visto qualche foto su Instagram, è veramente qualcosa di incredibile. Qualcosa di irraggiungibile per noi che possiamo solo osservare da lontano. È l'Orient Express Corinthian, lo yacht a vela più grande del mondo. 220 metri di lunghezza e 54 suite per un viaggio unico. Il prezzo più basso per una camera è di oltre 17.000 euro, ma anche per altri itinerari può raggiungere i 100.000. Ha delle concezioni molto moderne, il motore è ibrido, infatti se lei ci avviciniamo alla barca è molto silenziosa e non si sente alcun rumore quando è messa in moto. Perciò anche stando ferma in porto non inquina? Assolutamente no. A firmare tutto ciò è stato l'architetto e direttore creativo di Orient Express, Maxime Danjec. E in cucina c'è lo chef francese pluripremiato Yannick Allenot. Naturalmente sulla nave ci sono anche piscine e palestra. Miriamo a far venire queste navi di gran lusso che la città, sistemata in alcuni punti, merita. Breve pausa, tra poco il calcio, a Catania Grella rassicura i tifosi, il Palermo rientra dall'Australia e pensa alla Coppa Italia. State con noi. Nell'incontro di ieri con i tifosi, il vicepresidente Grella ha rilanciato il progetto ambizioso del Catania. Domani la squadra rossazzurra è impegnata a Parma nei 32esimi di finale di Coppa Italia. Sergio Colosi. Finanziamenti in arrivo al fondo del Catania è quanto promesso dal vicepresidente Grella ai tifosi riuniti in piazza Spedini per ricevere garanzie sul futuro del club. Grella ha spiegato che la società ha stabilità economica e programmi ambiziosi. Sarà acquistato il vecchio logo del Calcio Catania, mentre su Cicerelli ha affermato che il calciatore è sotto contratto ma non bisogna fare valutazioni dei singoli. In sintesi potrebbe andare via solo in caso di una proposta irrinunciabile da parte del Pescara. Dal ritiro di Norcia Longo attende novità sui tesseramenti legati alle garanzie richieste attraverso un conto vincolato per capire se in Coppa Italia a Parma potrà impiegare i nuovi acquisti Allegretto e Bruzzaniti. Dalle promesse ai fatti i tifosi rimangono in vigile attesa. Chiusa la parentesi negativa della garanzia economica, il Catania potrà concentrarsi sulle prossime operazioni di mercato. In uscita di Gennaro, forse Jimenez e Dini. Trattative a buon punto per gli arrivi del centrocampista Mattia
Mattia Vitale del Vicenza, del terzino Yuri Rocchetti della Cremonese, l'ultima stagione a Potenza, e degli attaccanti Cosimo Patierno dell'Avellino e Flavio Russo del Sassuolo, dopo l'esperienza a Pescara. Per quest'ultimo sarebbe un ritorno in rossazzurro. A dirigere Parma-Catania di Coppa Italia è stato designato l'arbitro Valerio Crezzini della sezione di Siena, alla sua quarta direzione con gli etnei. 3 vittorie nei precedenti, 0-4 a Caserta, 2-0 con il Pescara e 1-0 contro l'Avellino. Dopo la tournée in Australia, il Palermo è pronto a fare il rientro in Sicilia. Adesso testa la Coppa Italia. Marco Gullà. Il Palermo torna in Sicilia dopo la tournée in Australia e cambia marcia. Domani la ripresa degli allenamenti. Nel mirino c'è già la prima gara ufficiale della stagione, la sfida di Coppa Italia contro il Lecce, in programma al Barbella lunedì, dove l'attesa cresce di giorno in giorno. Sono già oltre 23.500 i biglietti venduti. Intanto Pippo Inzaghi traccia il bilancio del lavoro svolto in Australia. Tra le note positive, i primi segnali arrivati da Strefezza, uno degli ultimi rinforzi a disposizione del tecnico. Sul fronte mercato, però, prima di pensare a nuovi ingressi, bisogna fare spazio. Il direttore sportivo Carlo Osti è alle prese con gli esuberi. Ormai vicina la cessione di Salindi a Chité allo Zulte Waregem. Restano da definire le posizioni di Buttalo, Brunori e Blen. Una situazione che riguarda da vicino anche l'attacco. Il Palermo cerca un vice Poyampalo, ma per sbloccare l'operazione sarà necessario prima chiarire il futuro di Jasiel Edouaron. Al momento resta invece congelata la pista che porta lo spagnolo Iker Almena. Sulle fasce, intanto Inzaghi può contare su 2 nuove soluzioni. Strefezza e Vavassori portano qualità, velocità e fantasia. Il tempo stringe e il Palermo è chiamato a completare il puzzle. Da una parte la preparazione al debutto ufficiale, dall'altra un mercato ancora da definire. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.